A Zelarino, dopo 2 anni di stop forzato per via del Covid, torna la 3 giorni del Ciani Live Aid 2022. Festa a ingresso libero per ricordare in musica Gianluca Pistolato, per tutti Ciani, batterista strappato ai suoi sogni e progetti a soli 44 anni nel 2019 a causa del cancro. All'insegna veramente del divertimento, della festa, ma soprattutto di condividere dei momenti di gioia e di ricordo di Ciani, ma non solo di Ciani, perché ognuno di noi ha il proprio Ciani, il proprio caro, il proprio familiare, il proprio amico, il proprio collega di lavoro. Di conseguenza festeggeremo il Ciani di tutti. Dal 2 al 4 settembre l'evento, con un'anima vocata alla solidarietà, punta per questa edizione al potenziamento e all'ampliamento della copertura dei servizi di supporto ai pazienti oncologici presenti nel territorio. Con il patrocinio dello IOV, Istituto Oncologico Veneto, la ULSS Tre Serenissima e Avapo Mestre, l'associazione cioè che fornisce assistenza ai pazienti oncologici insieme alle loro famiglie. Evento che gode del patrocinio delle città in festa. Siamo andati col comune a fare i sopralluoghi delle aree e si unisce il ricordo di una persona nel bene che possono fare i fratelli, gli amici, il papà, i genitori e tutta la comunità. Sul palco, tra i diversi gruppi, ci sarà anche Andrea Braido, già chitarrista di Vasco Rossi, Zucchero Mina e Celentano, solo per citarne alcuni. Ogni serata 3 gruppi si succederanno l'un l'altro e tra l'altro avremo come ospite speciale domenica sera Andrea Braido, un chitarrista straordinario che suonerà assieme ai Nuovo Fronte del Vasco, che insomma persona veramente, per chi conosce la musica, un grandissimo chitarrista.